Buonasera a tutti ragazzi, quindi avevamo già fatto prima, diciamo, un aggiornamento meteo per sabato e domenica, quindi diciamo che la neve arriverà domenica mattina, quindi ci saranno, diciamo, abbastanza neve, quindi neve abbondante anche a quota bassa per il periodo che è, quindi diciamo che è ancora un po' prestino. Secondo gli ultimi aggiornamenti che abbiamo fatto pure prima e anche su altre, diciamo, meteo che sono andato a consultare sia europeo che americano, diciamo che il clou della neve è atteso per domenica mattina, in quanto sono previste bufere copiose, specie, diciamo, sull'arco alpino, ragazzi, quindi arco alpino centro orientale, quindi ci saranno proprio bufere di neve. Ciao, Avvocatella. Quindi le, diciamo, precipitazioni nevose si potranno spingere, già fatte tu, diciamo, fin verso i 700-800 metri, diciamo, sulla Lombardia, sul Trentino Alto Adige, Alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Quindi viene confermato quello che avevamo detto già ieri. Quindi a differenza che doveva arrivare domani, invece arriverà domenica, quindi questo è cambiato. Quindi entro la fine della serata si avranno più o meno come eravamo rimasti, più o meno una cinquantina di centimetri di neve fresca, oltre 1200 metri. Invece sui 700-800 metri anche 10-20 centimetri di neve fresca. Quindi diciamo una buona notizia per le stazioni sciistiche e degli sport invernali. Diciamo che ora sono alla partenza quasi, quindi la neve continuerà, ciao Incoronata, buonasera, a cadere per buona parte anche lunedì sulle Dolomiti e parti delle Alpi orientali. Quindi, in effetti, invece di sabato, questo qua accadrà domenica mattina. Quindi, avvocate, fa scorta. Ciao, Mastello. Quindi, diciamo che è cambiato di un giorno, in effetti. Quindi, la previsione a finale era per sabato e domenica, invece è cambiato tutto. Invece, è solo per domenica e lunedì. Quindi lunedì continuerà a nevicare però sulle Alpi e Prealpi. Vabbè, poi dipende tu, avvocato, che parte stai, diciamo. No, in Corona a noi niente. Allora, sabato e domenica in Corona noi stiamo proprio soleggiati, quindi non ci sta una nuvola neanche, pensa un po'. Quindi, diciamo, verso il mare allora è difficile, avvocato, hai fatto provviste a vuoto allora. Diciamo che il Friuli Venezia Giulia alto, non basso, eh. Se stai vicino al mare, stai il lato basso, diciamo, del Friuli Venezia Giulia. Quindi in Corona noi inutile che fare da noi non pioverà, diciamo, non nevicherà mai, voglio dire, non pioverà. Quindi mettiamoci l'anima in pace che a noi sì, può capitare, quindi diciamo questo è può, però difficilmente, diciamo, lo farà. Anche se non a Salerno è difficile, guarda, già dove stai tu forse già è più probabile, ma da me specialmente qua è un caso raro proprio quando fa la neve. Diciamo Avvocatella, allora Avvocatella dice che sta vicino al mare, quindi diciamo dovrebbe stare vicino a Trieste, quindi non starà verso Udine da quelle parti là, o no, Avvocatella? Quindi non stai a Udine tu, se stai vicino al mare devi stare più o meno nei pressi di Trieste, più o meno. C'ho la cartina qui, no? E dove stai allora? Diciamo qua, questo è il Friuli Venezia Giulia, non è che diciamo è questo. Allora, è fatto dei trestini, sì, sì, quello ci tengono loro. Allora, Rado, sì, ma dimmi la città in effetti, tu mi dici Rado. Lo so, in Corona quelli ci tengono i triestini con questi qua, c'hanno sta fissazione qua, che non sono, poi è lo stesso paese a finale. Grado, ma dove si trova sto grado, madonna mia? Ma la città non si dice, no, grado, comune italiano, comunque andiamo a vedere dove si trova. È un grado, è un comune italiano del Friuli Venezia Giulia, sì. Provincia di Gorizia, dimmi Gorizia però, facciamo prima, no?
Mi dici codizi, allora buonanotte, capisco dov'è. Invece mi fa fare sempre cose da difficili a me, mi fa fa. Grado, fammelo vedere com'è. Allora, sto vedendo una città sul mare, deve essere per forza. Vedo tante case sull'acqua qua. Questa è a Venezia qua. Ciao Rosanna, buonasera. Grado. Vedo tante case e tanta acqua io qui più o meno su Wikipedia. Così, grado Italia. Così mi ha detto Avvocatella. Ma se a dove abita Avvocatella? Grado Italia, no? Vado a vedere comune italiano e ci siamo. Poi quando vado è un lago, mare e palude, proprio ci metto proprio in un casino. Sì, lo sa, l'ho visto, è proprio sulla costa, sì, è l'ultima cosa così, diciamo. In effetti sì, ci sta il mare intorno perché vedo la cartina quando vado a mettere immagini. Quindi Maps, mettiamo Google Maps, ma dove stai avvocato? Io proprio confine di non mannato. Allora, eccolo qua. In effetti, allora, a vedere, voglio rimpicciolire, sta proprio lontano da Trieste, sta. Hai ragione, allora, tu stai proprio da un'altra parte proprio. Trieste sta proprio lontanissimo. Stai anche lontano da Udine al finale. Quindi proprio, da Udine stai proprio lontanissimo. Vicino ci sta, vabbè, di fronte forse ci sta Lignano Sabbia d'Oro, poi ci sta Aquileia, Villaggio Primero, quindi poi ci sta Grado Pineta, quindi diciamo qua stai tu più o meno, proprio Parenisola, l'avvocato vai. Come si chiama? Basilica di Sant'Eufemia. E roba è una basilica che sta. Trattoria Pescatore, La Ciaccolata, Aldoghe, Grande della Storia, dove stai? Ancora non mi questo mi fa scipazzi, ristorante pizzeria Piper, ho paura, bravo, ti sempre paura di questo. Poi ci stanno i salotti, che gli è qua? Riva Garibaldi, pare un'isola qua, boh, spiaggia principale Grato, Hotel Europa, parco acquatico, sto girando tutto Grato qua, come si chiama? Vabbè, ciao. Sì, sì, stiamo facendo interrogatori, Mastello. Sta proprio sulla costa proprio, ho messo quello che Maps, no? Sta proprio, diciamo, non dico quasi a mare, ma poco ci manca. Trieste è lontanissimo, sì, adesso lo vedo. E allora avvocato della neve, no, la neve sta molto molto più in alto, quindi sta a Udine. Quindi diciamo che tu stai come me, sta proprio su Udine, è proprio lontano, è come da Salerno a Friuli Venezia Giulia, uguale, la distanza secondo me è quella là. Quindi diciamo farà la neve sì a Friuli Venezia Giulia, ma alto però. Sì, ma dove sta lei? Guarda, io sto vedendo in Corona, io vedo solo Grado che è una costa dove ci sta delle isole, diciamo, sta Isola Gorgo, Santuario di Barbana, proprio diciamo è posizionata proprio sulla costa tipo Salerno. Mi pare come il finale, diciamo, della Calabria. Hai visto la Calabria e lo stivale? Così mi pare, solo che sta orizzontale qua, invece la Calabria sta in giù. Ma super giusta sta proprio sul mare al finale. Golfo di Trieste sta qua, eh. Sì, sì, sta proprio sull'Adriatica al finale. Trieste è lontano come pure Udine. Hai bloccato il mio account. E come faccio? Come fai a scrivere se ho bloccato il tuo account? Spiegami sta cosa, mo. No, stavamo parlando della neve che deve arrivare, no? Avvocatella ha fatto le provviste, mi ha detto, ma di che parte del Friuli Venezia sei? Perché comunque la farà a Friuli Venezia Giulia Alto. Quindi diciamo che lei sta molto vicino al mare, diciamo, quindi penso che è difficile che gli faccia la neve perché
ha dato diciamo altitudini molto alta, quindi penso su Udine arriverà la neve, non dove abita lei, quindi diciamo che ho detto neve nel Friuli Venezia Giulia. No, perché a volte sai che cos'è che io li devo approvare i commenti, capisci? Forse ancora non sono passato ad approvarli, quando prima vengono revisionati e poi vengono approvati. Quindi non è che oggi non ci sono ancora andato a vedere quelli là da approvare, diciamo, perché a volte insultano, allora io non li blocco direttamente. Sì, sicuramente sì, là sta alta in Coronà, sì. Però rispetto a noi a Salerno perlomeno non farà mai, quindi diciamo che Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia Alta, diciamo Trentino Alto Adige, là sì, sicuramente domenica. No, Livia, solo il nord Italia, quindi perciò ho detto Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, questi qua, sempre il nord. Neanche in Toscana, nulla. Quindi è solo previsto per domenica e lunedì solo diciamo, sul nord. Poi domani e dopodomani al centro e al sud, ragazzi, bellissime giornate. Quindi approfittate, scappate dove volete, tanto non pioverà da nessuna parte. Ci aspettano 2 giorni di tempo bellissimo, quindi diciamo che singolo no, no, sì, sì. Mi dispiace dirtelo, ma 2 giorni di bel tempo. È meglio per stare in Finlandia alla fine. Ecco qua, vedi, questa è la temperatura che io voglio. Vedi, adesso se stavo a Helsinki stavo a meno 6. 6 gradi, meno 6 gradi. 1 grado, meno 4 gradi. Già in Finlandia, qua stiamo in capitale. Quindi a Helsinki, voglio vedere dove stavo io. Non ho visto le temperature, la verità, meteo. Allora, voglio vedere. Rovagnemi, la casa di Babbo Natale dove sono stato, Rovagnemi, voglio vedere come stanno lì. Ragazzi, da Babbo Natale fa freddo. Ci sono stato in Corona, è bellissimo, ci deve andare. Allora, stanno a meno 12 adesso in Corona. No, no, domenica bel tempo al sud, solo al nord maltempo, sabato e domenica. Allora, a Rovaniemi, ragazzi, in Finlandia adesso stanno a meno 9, meno 12. Quindi tutta la settimana meno 6, meno 14, proprio sempre neve, 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 neve. Mo' dove andare a fare la fiera là? Ah, sai che bello. No, un posto, questo è Lapponi, ragazzi, è bellissimo. Se uno non ci è andato, ci deve andare. Io ci sono andato, sì, sì, meno 9. La minima, eh. Poi fa massima meno 9 e minima meno 12, quindi può arrivare a meno 12. E tutta la settimana è così comunque. Vabbè, ma lì capisci a gennaio fa meno 20, meno 25. Qua sto. Lì abbiamo visto a Rovaniemi in Finlandia, avvocate, stanno a meno 9 e meno 12, quindi già lì Babbo Natale sta congelando. Sì, ce ne sta, è brutta a finale, in Corona. Neve da tutte le parti. È un bel paese, la verità, è Rovaniemi. Però sempre freddo, no? Norvegia voglio vedere. Pure qua sono stato. I fiordi norvegesi, ragazzi, è una cosa spettacolare. Dovete vederli. Allora, anche in Norvegia, a Oslo, dove sono stato, che lì ci sta il nostro deposito, quindi un magazzino molto grande che vendiamo direttamente ai norvegesi, stanno a meno 6 gradi, pure lì a Oslo. Quindi io prendevo provviste qui e allora Steppe, se ho di caldo qui stai bene, sia Norvegia che Finlandia. Allora, vediamo poi, allora, Zakopane, sono andato a sciare su questa montagna che si trova dall'altra parte della Polonia, voglio vedere il meteo, qua fa sempre freddo pure qua.
Si mantiene ancora bene, dai, meno 4, meno 7, meno 5 e neve. Quindi stanno nevica adesso. Fa sta scritto Zakopane, Polonia, forti rovesci nevosi, quindi già qui fa paura, ragazzi. Quindi in effetti su tutta l'Europa dell'est sta facendo la neve, quindi Polonia, Romania, Russia. Ah, voglio vedere Russia stavolta, dai. Russia, vediamo Mosca che sta facendo. Mosca, non sta tanto freddo, no. 3 e 1 grado. Avvocatella si è persa. Domani meno 3, meno 4, meno 3, meno 4. Sì, sì, tutto a meno adesso. Neve, neve e neve, sì. Al finale si sapeva. Vabbè, ragazzi. Avvocate, sono qua. Scappa. Faccelo scappare. Voglia. E dolce, avvocate, che mi ha mangiato come dolce stasera? Mamma mia. Comunque, ragazzi. Niente, allora non stai bene, avvocate, no? Nada. E come mai? Te ne acceleratore, ancora no? Ogni volta, vado Speedy Gonzales. Scappa sempre. Rilassati un po', ti ho detto fermati. Tengo un pensiero. Questa è l'Italia. Vabbè ragazzi, vi saluto. Le cartellate, le cartelle. Ma fa la tombola, ancora un'acqua fra poco. Devo incominciare a fare qualche tombola, no? Così faccio la diretta dalla tombola. Vabbè, ragazzi, buona serata a tutti. Vado a mangiare stasera a minestrone tanto per cambiare. E continuo sta dieta. Mi pare che da lunedì che la sto facendo. Oggi è venerdì. Mi pare che la sto facendo da 2 anni, la verità. 7 giorni, 6 giorni qua. Lo sapevo, lo scrivevo. La pizza 7 pani, incoronata come ci scrive. Vabbè, lasciamo stare che è meglio. Se arriva Francesco e Chillato, buonanotte. Francesco mi ha mandato un messaggio, mi ha mandato, mi sono mangiato pasta e patate con la. Incoronata, io mi sto facendo la preparazione, incoronata, cioè io sto facendo la dieta adesso per prepararmi per Natale, capì? Allora, siccome a Natale qua ci scassiamo nel vero senso della parola, e tu lo sai, da buona meridionale pure tu. Allora qua facciamo la dieta prima di Natale, perché così ci troviamo lo stesso peso, poi dopo. E poi ci rompiamo, avvocato, perdo 10 kg, mo. E poi ti metti l'altra volta. Un pollo che è patata. Mi dice, diciamo che ci prepariamo atleticamente, capì? Già immagino, già il 24, già tutto. Io la faccio dopo Pasqua, poi facciamo ogni anno così. Dopo incomincia a gennaio poi succede il porco e non si può fare la dieta perché poi il mese di gennaio e no c'è sto porco che si è ucciso. E allora si mangia la carne. Poi a febbraio arriva carnevale, non si ha la lasagna. Poi arriva marzo e c'è sta Pasqua per mezzo e poi tutti quanti vanno a fare la prova costume. Quindi come facciamo a fare sta prova costume? Dicembre e si mangia. Gennaio, no, dico noi, no, diciamo sempre la dieta la facciamo poi domani, domani, domani. Ma se metti che a dicembre si mangia, a gennaio si mangia, a febbraio è carnevale, a marzo e aprile ci sta, ci sta Pasqua. E la prova costume, ci non niente costume. Andiamo con burk là, andiamo direttamente. Andiamo con cose tipo che non vede proprio. No, ma fino all'Immacolata, il 7, dieta ferrea. Poi il 7 si mangia perché l'Immacolata, il 7 festeggiamo, noi qua si mangia alle 5, non vado a male, fa prima incoronate. Poi fino al 23, una da dieta. Poi dal 23 a 6 gennaio, ragazzi, e poi ci mandiamo a sparare per mi fermare la coppa tavola.
Poi dal 23 fino a 6 è festa proprio. Cioè già mi immagino. Il 31 per finale a mezzanotte cotechino e lenticchie, giusto per mettere il tappo dopo i dolci, capì? Perché si dice che è di buona auspicio e porta soldi e quindi noi ce lo mangiamo. Vabbè, baccalà fritta non può mancare in corona, quello non si proprio toglie. Baccalà fritta e baccalà col forte con le patate, baccalà l'insalata, lo mangiamo in tutte maniere. Baccalà alla genovese, ma tutta razza comunque lo facciamo. Noi qua lo facciamo alla fine noi fritto, mamma lo fa con le patate col forte, quindi è all'insalata, cioè con le olive, capì? In tre modi lo facciamo qua, quindi ci scassiamo veramente. Poi giustamente tutti i calamari fritti, i gamberoni, i gamberetti fritti, diciamo poi pasta e vongole, diciamo misti però, quindi telline. Pizza fritti sì, mi piace perché la so fare, la pizza con la cipolla pure, sì, sì. Però diciamo questo è quello che mangiamo noi, quindi antipasto poi il polipo all'insalata, sta roba qua, di tutte roba di seppie arrostite. Sì, Giuseppe, noi ci scassiamo direttamente il 24, il 24 è proprio scappa il morto. La gente corre in ospedale più o meno il 24 qua. Ciao Sandra, buonasera. Poi il 31 si mangia a base di carne, quindi diciamo il pesce cambiamo, quindi scassiamo a livello di carne. Quindi poi passiamo al lato più materiale, diciamo. Quindi di solito sta chi fa cannelloni, lasagna, però la lasagna qua non è che faccia una specie di pasta imbottita, quindi polpettine, uova soda, salame, mozzarella, formaggio, ma ci sta di tutto. È un ripieno, voglio dire io. Lunigiana, non lo so, Lunigiana, ma te lo dico. Quindi ci rompiamo, vediamo un poco. Domenica dovrebbe piovere, guarda. Oggi nuvoloso, domani sole, dopodomani, domenica e lunedì pioggia. Lunigiana, sì, sì. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo più tardi, penso che un altro video lo faccio, tanto sono le 8 ancora, quindi vado a preparare questo grandissimo minestrone. Sì, sì, no, secondo me no, perché a parte che non me lo fa vedere, quindi è presto ancora. Ma è strano, guarda, io ho visto qui e non portava pioggia, perciò è tutto strano. Pure qua, ad esempio, se vado a vedere mi porta pioggia, però non sta piovendo al finale. Io ho messo meteo Salerno, mi porta pioggia, però non piove la verità. Diciamo che è tutto strano, ancora no. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, vado un attimo a vedere il minestrone. A dopo.